Eccoci qua. Eccoci qua. Siamo qua. C'è già qualcuno, adesso mi collego, ragazzi. One moment. Allora. Un attimo solo, eh. Ok. Oh, siamo abbracciati, ragazzi, non so quanto potrò stare perché dopo l'intervento comunque fa parecchio male la ferita, però voglio fare qualcosa perché sennò veramente mi rompo le palle. Allora, adesso salutiamo tutti. Ciao Nicola, ciao Andrea, ciao Davide, ciao Amedeo, ciao Davide, ciao Paul, ciao Lorenzo, ciao Luca. Com'è andato? No, bene l'intervento, però sono ancora dolori, ci vorrà tempo, purtroppo non è che passi in un giorno, cioè comunque, chiaramente bisogna essere positivi, però anche quello può essere un risolutore, perché sto facendo questo intervento per non fare quello più grosso, e poi ce ne sarebbe anche un altro, insomma è bella lunga, raga, purtroppo è bella lunga. Grazie Davide. Purtroppo non è una cosa di 2 secondi. Magari. Ai ai ai. Sì, cioè F1 lo riporto quando posso giocare perché non è qua. Questo posso farlo anche disteso, Formula 1 no. Ok. Non stiamo neanche andando male in realtà. Questo inizio di campionato è stato anche positivo, fondamentalmente è una cosa bella perché dopo l'inizio non sembrava, invece adesso siamo a 2 punti dalla vetta. Grazie Davide. Ciao Michelotto. Grande pareggio col Napoli, veramente non me l'aspettavo. Adesso però con Benevento e Crotone doveva farsi i punti, sarebbe bello, perché l'obiettivo comunque è andare in Champions, il campionato neanche ci penso, perché ci sono squadre più forti, Napoli, Juventus, Roma, forse con l'Inter, ecco ce la giochiamo. Ok. Insomma dai Matteo, si tira avanti per il momento, piano piano. Certo che te lo consiglio Fly Simulator, assolutamente. Bill è infortunato, strano. Sì, sì, Michelotto, beh sì, non ho, altrimenti, cioè, purtroppo è così. Ok. Preferisco concentrarmi, comunque non commento l'Italia perché cioè, non veramente incommentabile. Eh sì, Michelotto. Ciao, ragazza, grande Gazza. Un altro grande del canale. Bravo Gazza. Appena sto bene faccio anche un po' di reazioni al Milan. All'Italia non posso più, però al Milan le faccio. Così tiro giù un po' di bestemmie e mi sfogo di sto periodo di merda. Allora, parliamo. Mm, ma sinceramente c'è poco da dire dopo la prestazione col Napoli. Sì, Lorenzo, grazie. Beh, Alberto, io ho subito detto con Ventura, con sventura non ti qualifichi. Era abbastanza oggettivo, purtroppo. E così è andata, guarda, lasciamo perdere.
Milan-Benevento, partita da vincere assolutamente. Allora. Conti è un po' stanco. Ora mettiamo Calabria. Anche Lucas è morto. Mettiamo... Ora proviamola anche così a sto punto. Ma che proprio non lo può fare, non capisco però, cioè sinceramente. No, non comprendo. Non mi piace giocare così. Ok. Anche le don't care, cazzo. Porca miseria. E Loca. Solo che qua nessuno fa... Vediamo Montolivo. Vabbè, dai, può farlo, questo già è meglio. Ok. Siamo un po' rimaneggiati, eh. Ok. Ciao Michele Magon. Ciao Christopher. Lo so Nicola, purtroppo è andata così. Siamo stanchini però, eh. Fekir lo teniamo. Vai. Marco 2000, ciao, del Venezia sono contentissimo, stiamo calmi, il campionato è super lungo, però insomma la fiducia comunque c'è, assolutamente. Vai. Grazie Christopher. No, no, Morini è un altro giocatore che appena posso lo vendo. Facciamo cantare i tifosi. Vai. E si parte ragazzi, partita da vincere assolutamente a San Siro, se vogliamo continuare questo buon momento. Dell'Italia penso che è una cosa veramente inaccettabile, cioè è una cosa che non mi sembra neanche vero onestamente. Ciao Brianzolo. Gol della Juventus, è vero, la Juventus vincerà questa. Dai ragazzi, su, bisogna vincere queste, per la Champions. Vai Casperino. Vai Silva. Parlo di sì, niente. Silva, ciao. Porca miseria. Non si sbloccano. Grande Enrico. Proviamo. Campo. Dai ragazzi, bravo Montolivo. Bravo, vai Dolberghino. C'ho Lotti, però la vedo dura. Grazie Leonardo. Ok Enrico, dopo guardo. Dai Fioi, dai, sblocchiamola, vai Calabrietto. Niente da fare, oggi non si segna. Ciao Gabri Cese. Ciao Davide Luzzi. No, Simone Inzaghi, lascialo Lazio che sta tanto bene. Che si è morto.
Oh, ma neanche così. Vabbè. Facciamo così, è l'unica purtroppo. Dai, fioi. Ciao, vodka. Andiamo di offensiva, dai, cazzo, dopo le belle prestazioni con Napoli, Roma e Lazio, andare a non vincere col Benevento. Jack, mamma mia. Dai, ragazzuoli. Dolberg è stanco. Cazzo, non pensavo di avere sti problemi. No, ho provato giocare con le ali col Milan. No, non mi convince purtroppo. Non avevamo ali forti, ho poi venduto Suso che mi costringeva a giocare in un solo modulo. Mamma mia, scelta. Fekir è morto, mettiamo il turco 10. Questo però è un risultato molto molto negativo. Madonna, vodka. Speriamo di Iran. Vediamo, per giocare quei giochi là, niente, pareggio comunque. Aspetta, stiamo zitti che non sapevo anche. Milan, brutto brutto Milan. Ci dobbiamo ancora crescere. Peccato, è una bella possibilità di fare punti, sprecata. Siamo quarti. Meno male che sta andando lentissimo l'Inter, la Roma, la Lazio, mamma. Brutta, brutta, brutta partita. Delusissimo. Ok, Action, adesso vediamo, solo che purtroppo queste sono le punte che ho. Sono tutte, diciamo, prime punte. Luca, non ce la faccio a giocare a giochi con. Devo stare per forza disteso e per giocare disteso posso giocare solo a Football Manager. E comunque faccio anche fatica così. Cazzo, quanto mi secca di sto pareggio 0-0. Certo, finora prendo pochi gol, quello è una cosa importante. L'Ernione, maledetto. Tra l'operazione è andata bene, però è chiaro che tra l'ore della ferita e comunque il fatto che non può passare tutto in 10 secondi, sono ancora così. Devo avere tanta pazienza. Domani faccio l'ultimo cambio del catetere e poi da là comincia teoricamente un po' il miglioramento. Mi dispiace Nicola. Grazie Gabri. Non sono più soldi Davide purtroppo. Siamo senza money. Paul secondo me ha donne, Paul.
Grazie Traina, grazie che su Instagram che ti mando tanti messaggi. Dai, Ciana, sul Ciana mi sta deludendo, eh. Aspettiamo. Grande. Al bonifico di Apicella. L'Api non c'è l'Api. Ciao Alessio Narduzzo. Ma... sì, gli atterraggi su Flight Simulator hanno fatto la storia. Allora, torna Conti. Ragazzi, io provo. Ho voglia di provare Cutrone, me la sento che può far bene. Comunque abbiamo un giocatore da vendere, abbiamo comunque possibilità che se non va bene Silva, se non va bene questa gente qua, possiamo venderla, quindi possiamo rientrare. Poi Lucas Biglia e De Donker tornano i titolari. Diciamo che siete titolari, faccio tanta fatica. E le modo scritto su Google Face Pack e Logos Pack, trovi tutto. Purtroppo tutti i centravanti. Mettiamo Romagnoli al posto di Musacchi, così. Ok. Vediamo il nostro Cutrone, voglio provarlo perché deve giocare, deve crescere Cutrone, eh. Ai ai ai. Siamo comunque in 33 spettatori, io vi ringrazio, cioè contando che non registro più, veramente... No, vai l'avventura del Milan Romano, ti prego, no. Ok. Voglio la vittoria, hanno bisogno un po' di pressione perché... Vai, ma non voglio parlare, voglio giocare. Dai Fioi, Crotone Milan, dopo lo scivolone di... In caso col Benevento con uno 0-0 molto, molto triste, cerchiamo di far bene. E meno prendiamo gol, meglio è. Alla lunga i gol arriveranno perché non è che ne segniamo tanti, purtroppo, questo è da dire. Ok, Axon, provo allora. Ah sì, per me Ventura ha chiuso. Speriamo Enrico, speriamo. Dai Fioi. Vai Loca, vai Fekir. Dai Belottino, vai Belotti. Bellissimo gol, grande Locatelli. Sì, vodka, sì, sì. Alle cadabra ci provo. Occhio Fioi. Uh, fuori di poco. Dai ragazzi, dai. Stiamo giocando, diciamo, il minimo indispensabile proprio. Ah, sì, Dio mio. Dai Rodriguez. Bello. Un po' di fortuna, ma 2-0. Bravi raga, bravi, bravi, brava. Proprio lui che è Peccinini che fa la telecronaca.
Ai ai ai, raga. No, non sei dimesso perché vuole i soldi, lui deve prendere ancora 3-4 milioni per i prossimi anni e li vuole sta merda umana di Ventura. Aspetta un secondo che mando un messaggio. Datemi un secondino. Ok. Spogliatoio. Continuate così. Non siamo neanche stanchi, facciamo i cambi tra un po' di turnover. Sì, se lo licenziano avrà pagato comunque, deve dimettersi. Dai ragazzi, continuiamo così e portiamo a casa i 3 punti. Sono contento anche del gol di Rodriguez. Sì, ma squadra scarsa, allenatore mediocre, tutte le cose insieme, è venuto fuori il patatrack purtroppo. Il porco di Ventura. Sì, pensiamo al Milan che è meglio, vai Fekir. Fekir, partite discrete, ma cioè, deve migliorare, però. Bravo Rodriguez, Emile, Rodriguez e Conti sono giocatori i migliori acquisti del Milan, vero. Vai Biglia, Locatelli, Fekir, Bellauti, voglio un gol di Cutrone, cazzo, Fekir. Conti, ah, peccato. Bravo Roma. De Donker per Cutrone, per Belotti, per Conti va il cross della vita, il Cutro, il Belo, ah, peccato. Fallo, dai, dagli rosso. Yes. Dai che ormai insomma, posso fare turnover. Allora, mettiamo che sì per Biglia. Ok. Poi mettiamo Dolber per Belotti. E l'ultimo lo facciamo tra un po'. Se ne fra un po', tra qualche minuto. Ma che vergogna. Locatelli è morto. Ok, dai Fioi. Se non prendiamo gol sarei tanto contento. Prendiamo veramente pochi gol. De Donker, Francuzzo. No, brutto errore di Francuzzo. Qua lo prendiamo, eccolo qua. Ah, va a prendere il gol così sui coglioni. Di solito lo paghi sempre su football. Bravo Roma. Vai Patrick. Vai Fekir. Vai Conti. Involati come solo tu sai fare. Peccato. Entra Riccardo Montolivo. Rodriguez. Immagino Michelotto, ma chiunque. Dai, portiamola a casa. Allora, raga, cosa ne pensate di sto inizio qua del nostro Milan? Riusciremo a spostare sti cazzo di equilibri? Bravi, Fioi, bravi. Bravo, va bene, buon 2-0. Molto bene. Peccato quel Benevento, potevamo essere veramente in alto in classifica, eh? Ok. Allora, porto fantastico.
Sì, bravo Luca. Complimenti per l'ultima partita. Vediamo se riusciamo a fare i complimenti anche a Belotti. Ok, perfetto, molto bene. Adesso Europa League. È sono della classifica, sì. Poi speriamo che il calciomercato che saremo in Champions dovrebbero darmi un po' di soldi. Ora là puntiamo magari a uno o massimo due giocatori, però voglio un top player, voglio uno che deve proprio spostare gli equilibri. Poi il mio sogno sarebbe prendere Kevin De Bruyne alla tre quarti, ma che spocchio, mi siamo guarda che bene, la Juve ha pareggiato, perfetto. Mamma mia che bella classifica, però la Roma ragazzi, la Roma rischia la B, porca mia, anche la Fiorentina. Cazzo, la saccheggiamo la Roma se va in B, speriamo. Vai. Siamo venuti fin qua per vedere dominare il Kumenda. Ok. Dopo abbiamo la Fiorentina che è 19esima, speriamo che non si sveglia proprio contro gli altri. Inter Sassuolo, forza Sassuolo, dai Sassuolo un bel 7-1. Comunque ringrazio i 36 che sono collegati, incredibile. 2-2 bene, l'Inter si ferma ancora. Siamo Madonna, che classifica per il momento, non avrei mai pensato, sinceramente. Anche Goretzka magari. Ciao Samu Guasta. Grande Locatelli, Donnarumma c'è sempre, perché è Chiara Muischi. Beh, cazzo, che spo. 7 anni già così? Porca troia. Megoglioni. Non lo so, Robin, quanto durerà perché sono acciaccato, quindi non è semplice. Finché è faticamento post gara va bene. Sì, 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 vendo tutti. Notte Michele Magon. Ai, ai. Ah, ciao Fabio Primo Fiore, ciao caro. Enrico, Borca, San Emeterio. Lo so, è stato fortunato, però anche forte Marquez. Football ho pagato 29. La preparazione c'è. Ok, sì, beh, fidiamola al secondo, faccio solo quelle importanti qua, visto che comunque quelle sono le cose da dire. Allora, poi c'è che vediamo se qua l'Italia ci può, ma mi viene da vomitare, cazzo. Non t'olivo escluso dall'Italia. Madonna, Madonna puttana, tu i tuoi morti cani che hai. Ventura di merda. Ok, raga, la prima partita abbiamo 3 punti. Vorrei Sheva, ma è già allenatore. Purtroppo è su solito, su Instagaming. Faccio un po' di turnover. La rischio, ma fanculo. Guarda, vediamo il porco di cane. Voglio vedere sto stronzo. A sto punto. Lasciamo Silva a casa. Morire Fekir. No, beh, aspetta, no, mettiamo Belotti. Pochi panchinari cazzo posso mettere. Vabbè. Facciamo riposare Bonni. Davide Calabria. E Antonè. Poi la rischio, se non faccio turnover con questi, non lo faccio più. E basta. Poi direi di portare però.
Rodriguez al posto di Bonaventura. Perché vediamo Kalinic Cutrone, li voglio provare. Saliamo. Il dio Pontatus. Romagnoli ci non sta andando male. Ah, costa 33, l'ho pagato 29, però forse anche qualche sconto, non so, magari con i soldini che ho accumulato, questa game, non lo so, mi pare 29. Comunque è un gioco che non vedo l'ora di prendere, Star Wars nuovo, che sembra bello, anche se online sono un po' una pipa, però, onestamente. Chi se ne fotte. Vai, Fio, andiamo, vediamo quella merda, un attacco veramente un po' così la rischio. Bisogna anche rischiare nella vita. Anche perché se non faccio mai giocare Kalinic, poi non lo vendo. Ok, vai. Vediamo Kalinic che devo farlo giocare un po' per venderlo. Dai ragazzi, cerchiamo di vincerla, anche se ripeto, ho fatto un po' di cambi, però insomma, c'è sempre gente abbastanza buona, ecco. Vai Enrico, speriamo, vai Enricone. Manca l'Api per oggi. Manca l'Api. Andiamo di offensiva. Mamma mia. Dai, vinciamo questa così poi nella partita con l'OM abbiamo 6 punti. Sì, dai, la squadra non è male, però insomma, il primo anno, il football manager il primo anno è sempre durissimo. Solo una volta ho due vinto lo scudetto. Primo tempo però veramente pesante, eh? Cutrone... Cosa, lo 6 e 6 e 4 però Calini, madonna Calini. Allora, mettiamo che sì per il lock. Intanto. E dopo tra un po' facciamo altri cambi. Stressato Ciaranoglu e Kalinic. Ciaranoglu. Confuso di... Madonna, Ciaranoglu un altro che venderò probabilmente. Mamma mia ragazzi. Potrei farla, secondo sto bene. Vai Cutro. They don't care. Francuzzo, vai Kalinic. Madonna, Kalinic. Ah, levo Kalinic, non me ne frega niente. Che solo che mi daranno 5 milioni di euro, probabilmente. Penso abbiamo speso 20 milioni per Negola. Entra Belotti, esce Kalinic. Dai, fioi, dai. Sei, 8, 6, 6. Dai, raga, dai. Questo è un pareggio un po' fastidioso, però. Dai, Fei, proviamoci. Vai Roma. Vai Belotti. Dai Calabria prima di uscire il cross giusto per Cutrone. Fuori di poco. Ho paura che questa la pareggiamo. Porca miseria. Tonelli bene e Romagnoli bene, almeno questo è positivo. Ecco, bonito.
Vai Samu, bravo. Vai Antonelli, bravo Antonelli. Vai Ciana, dai Ciana, cazzo, che sì. Cutrone. Ciaranoglu, vai che sì. Belotti. Per Antonelli ti prego il cross della vita, Anto. Ma va a cagare. Va. Che pareggio balordo. 3 di recupero. Occhio ragazzi, vabbè non perdiamo perché sennò per la qualificazione la rischiamo. Bravo Belotti, dai l'ultimo chance. Vai Cutro! Vai Cutro! Cutrone! Peccato, è un 0-0 molto molto fastidioso, più ancora di quello col Benevento. Turnover troppo massiccio forse, vabbè. Occhio, bravo, però ormai è finita. Bravo Belotti. Ah, vai. Potevamo fare un po' di più però, eh. Finisce qua 0-0. Mi devo incazzare però, eh. Eh, non vanno bene questi risultati, cazzo. Abbastanza. Vediamo le classifiche. Le classifiche. Vediamo il Milan secondo a 4 punti. Sarebbe brutto arrivare secondi, però dopo becchiamo le big. Vediamo gli altri italiani. Napoli primo. Eh, Atalanta prima, bene. E a Lazio prima, quindi solo noi secondi, bene. Ah, peccato. Ventura continua a trascurare Buffon. Oh, ma no, basta, 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 basta. Sì, parecchi 0-0, Però bene, quando non si prende gol, certo su football. Forse ho sbagliato a mettere Kalinic e Cutrone. Dopo c'è la pausa delle nazionali. Cacasinho, Grande cacà. Visioniamolo così. Non voglio discutere. Basta. Ok, bisogna battere la Fiorentina assolutamente, Ok. Discuti con Bonaventura. Ma che palle, oh. Ecco, speriamo, dai. Adesso vediamo, un'avventura a spacchi coglioni. Sì, sì, ho visto, Samu. Ciao Andrea, ciao bello. Sì, Alessio Narduzzo, sì, purtroppo è così. Andiamo a vincere. Dai, speriamo che la Roma e l'Inter devono rallentare, cazzo, sempre. Perché la Roma è indietro, però può sempre rimontare. Se sta giù, dopo mi compro i giocatori della Roma. L'Inter perde e la Roma vince. Però l'Inter ha fatto una sconfitta pesantissima. Ciao Alex. Sì, ma Cialanoglu lo vendo sicuro. Sì, faccio un po' di cessioni il prossimo anno, Ok. Grande José. Allora. Mm.
Facciamo la rosa, aspetta. Tattiche, allora. Belotti. E Andre Silva. Mamma mia, Kalinic, mamma Kalinic, il coglione biblico. Ok. Perfetto. Dopo mettiamo Francuzzo. Ok. Biglia di Donchè è stanco. Si stanca presto. Mettiamo Loca allora ancora. Loca, cazzo, non può fare le... Porca troia. È così. Lucas. E il Loca, va bene. No, però a Locatelli mettiamo supporto. Ok. Buonavventura non capisco. Il trequartista può farlo, però dopo... Guarda, proviamolo, visto che vuole giocare, lo voglio provare. Anche se non è proprio il suo ruolo. Vediamo se come può giocare così. Vai Enrico, speriamo, cacchio, speriamo. Ok. Cosa succede? Oh Gesù. Ok, andiamo al centrocampista offensivo, vediamo come gioca Jack. C'è anche il derby. Dopo c'è la pausa per le nazionali. Un solo cume si alzerà, vinciamo sta partita, la 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 la. Ok, la squadra c'è. E andiamo. Oh, il mio giocatore che ha fatto più gol è 3 Belotti. Come gol ci ha messi male per il momento. Vai. Donnarumma assente. Vai, fanculo. Andiamo raga, prendiamoci questi 3 punti a Firenze, sarebbero fondamentali per il cammino. Speriamo Michelotto. Speriamo che non mi costi cara sta turnover contro quella squadra impronunciabile. Vai Locca, vai Jack. Vai Belotti. Vai Conti. Incornata e Silva, cioè non c'è niente da fare. Non è neanche fortunato però. Vai Riccardino Fuffolò. Romagnoli! Riccardino Fuffolò per Alessio. 1-0. Buono. Ciao Gianni Palmieri. Oh. No, successo. Cosa mica è successo?
siamo? Mi vedete collegati? Ok, grazie Api, fatalità di Api, grazie, sei sempre un grande Api, grazie per la donazione. Sì, però stavo vincendo 1-0, non mi è successo, mi è scritto driver ha smesso di funzionare, ma è successa sta roba. Ed è stato ripristinato, driver 8, no, 388. Sono rimasto di merda. E la partita ho perso, sta qua. Non capisco però sto problema del driver. 388 ha smesso di funzionare. Può essere. Grazie ancora Api, comunque, grande Api. Che Api, signori. Ma porca puttana. Quindi Fioi, cioè, questa mi incazzo se la perdo che stavo vincendo 1-0. Grande Nicola. Vaffanculo. Vai Jack. Può essere Andrea. Romagnoli come nas. No, Api, no. Però almeno per il momento non prendo gol. Dai, ancora Rodriguez. Madonna, De Botto trova il gol Romagnoli. Vai, Belen Rodriguez. Per Locatelli. Per Doi Silvetto, vai. Oh, Jack, gol. Grande Jack. Bravo Jack. Grande Romano. Un solo cume si alzerà. Grande Lucas, quarta munizione. La la la. Buona avventura. Sono segreti questi, Paul, perché Paul, dopo te lo dico in privato, Paul. No, a parte gli scherzi, no, beh, no, normalmente, cioè, non c'è niente di particolare. Dai, Fiori, dai, che col minimo sforzo la possiamo portare a casa. Avanti così, avanti così. Parlo comunque Andre Silva è una sfiga, ragazzi, o pali, o parate, cioè. Ok, Michelotto. Ok, Michelotto. Oh, Belotti abbiamo speso tanto, ma finora non è che vedo risultati mondiali, eh. Viglia, Jack, Francuzzo, Romagnoli, Musacchio, Illoca, Andre Silva. Vai Conti, Conti tu sei il mio idolo, Conti. Ah, peccato. Vai Rodriguez. Rodriguez comunque fa sempre la sua porca figura, c'è poco da fare. Vai Loca. Rodriguez. Lucas. Jack. Vara Jack. Silva, mamma mia. Spero che non sia fuori gioco, non credo. Madonna, buona avventura, ragazzi. Cosa ha fatto Jack? Cosa ha fatto Jack? Ciao Ale, insomma, dai, ancora male, però avere pazienza, dai. Però insomma, l'operazione è andata bene, da quello che mi hanno detto. Mamma mia, ragazzi. Allora. Dolber per uno spento Belotti. E mettiamo anche Montolivo. Qua. Ok. Conferma modifiche. Sì, è vero. Carlo. Jack titolare. Beh, Jack ha fatto un numero per l'alta scuola, eh.
Quindi poi io penso che venderò Cialanoglu, che Kalinic, Borini, Silva vediamo, però Silva insomma ci credo, quindi prima di vendere Silva ce ne vuole e qualche altro. Dai raga, se non prendiamo gol sarebbe... Attenzione Olive, oh, questo è da rosso, fecondi fida per 150 anni. Ah, però sto meno non me l'aspettavo, cazzo, fioi. Vedi, però il rombo come indiano, non c'è poco da fare. Per carità è ancora presto, però... Grande Romano. Ultima sostituzione. Standing ovation per chi? Per Bonaventura. Ed entra Fekir. Standing ovation. Dai, non prendiamo gol, ve prego. Vai Mongo Olivo, vai Fekir. Fekir, Dolber, peccato, Montolivo, che sì, Francuzzo. Buttalo giù, non voglio subire gol. Tero, finisce qua ragazzi, un grande Milan. Ben fatto, bravi, bravi, bravi. Adesso vediamo la classifica. Andrea, oh, finalmente. Speriamo che non si incazzi. Oh, manco male. Salviamo. Insomma, no, a parte che Memorosa mi spacca il culo, ma a parte quello, in questo momento devo stare a riposo. Infatti sono anche con l'amorosa in pensione eh, da robe sessuali, purtroppo. E questo veramente è molto duro, eh? Molto, in tutti i sensi è molto duro, eh? Grande Michelotto, sì, sì. Andiamo a vedere la classifica, siamo secondi. Siamo secondi a pari merito la Juve, cazzo il Cagliari quarto, si fa pesante il distacco accumulato dall'Inter, dalla Roma, dalla Lazio, dalla Fiorentina. Mamma mia ragazzi, ci sta andando di culo, eh? Ci sta andando di culo. Adesso speriamo che con la nazionale non ci siano problemi, preghiamo il Signore. Non ho capito, ma a voi è mai successo qualche volta sto driver che ha smesso di funzionare? Mi è mai capitato? Perché io non è che non amo molto ste robe, mi spaventano sempre che possa succedere qualcosa al PC. Quindi volevo sapere, insomma, se è successo anche a voi qualche volta delle robe così. Speriamo bene con le nazionali, cazzo. Allora. Un ottimo giocatore, non è male. Ciao Stefano, insomma, dai, così così, ma si tira avanti. Quanto odio le pause della nazionale, soprattutto adesso. Vediamo se qualcuno mi risponde se può capitare queste cose qua del driver, perché siamo proprio sui coglioni. Vediamo Api cosa combiniamo. C'ho un'ernia purtroppo, c'ho un'ernia bella bella grossa che spacca i coglioni a nervo sciatico e mi blocca proprio con dolori fortissimi. Mi ha scritto il driver Nvidia 388, ha smesso di funzionare ed è stato ripristinato. Questo mi ha scritto signor Barrett. C'è il Nvidia che kernel, la roba del genere.
Ciao Antonio Grande. La prossima è col Genoa che è sesta. Ho fatto sto facendo degli interventi per scongiurare l'operazione vera e propria. Ieri ne ho fatto uno che praticamente mi è stato messo un cateterino per pulire la zona e metterci delle robe per cercare di sclerotizzarla. Calici si fa male 8 giorni. Vabbè, cassetto. Vediamo come è messo il Venezia. Sesto. Sesto, però sono tutti vicini. Sesto, dai, speravo qualcosa di meglio. Ok. Terence, quando comincia? Ciao bello. Lo so, avevo preferito a sto punto, visto che alla fine stagione ho preferito stare tranquillo, però è che purtroppo ho messo il Telegram, se ne arrivano 1000 messaggi, a volte mi dimentico di guardarlo. La prima gara della nuova stagione, come funziona? Come è strutturata? Cioè facciamo macchine vecchie oppure è sempre campionato normale con le collisioni? Quando comincia? Che allora magari cerco in quell'ora di prendere un antidolorifico e tentare l'impresa. Mi manca Mito. Guarda quando parte. Adesso ho sentito i messaggi di Mito, è perché ci sono le collisioni. Prima era un mito, ora Mito è un mito proprio, cioè mi fa sbregare. Ok. Giusto Romano, giusto. Ok. Grazie tanto per i 36 collegati, veramente non me l'aspettavo. Su un gioco come Football Manager. E insomma, con il canale morto che praticamente cioè, perdo 2 iscritti a vita, cioè non capisco. Cioè, faccio più un iscritto. Veramente non faccio più un iscritto neanche per sbaglio. Anzi, ne perdo. Però lo zoccolo duro c'è sempre. Addirittura con Api. Addirittura con Api che fa le donate. Beh, Api, ragazzi. Api è il Flavio Briatore del canale. Cioè Polaiman è il porco, il biblico, anche il santone, uno, uno dei soci fondatori. Uno dei primi, però poi anche tutti voi, Michelotto, lo stesso Api, Terit, cioè ce ne sono tantissimi. Ok, Terence. È vero, c'è anche lì. Oh, cos'era sta cosa della Svezia? L'Italia giocherà contro la Slovacchia nella qualificazione. Vediamo se passiamo almeno qua. Prova. Vabbè, ma cosa vuol dire la prova? Ah, ok. Allora, proviamolo un attimo. No, questo lo scarto. Cancello, è buono cancello secondo me. La prova. Ma quanti cazzo sono? Viktor Kovalenko. Questo lo teniamo. Poi un'Ucraina, possiamo fare il dopo Sheva. Ciao Xenda, tranquillo. Ma certo, ma ragazzi, non è nessun problema, anzi, cioè, sapete. No, no, avrà abbandonato per girare i coglioni. Sempre queste domande di mercato, basta. No, no, ma che api? Solo alcume, no? Che bode. Cosa bode? Che solo alcume. Al bode dovete donare, sapete cosa? Più che soldi. Ehm, eh, il bode. Il bode è Aquaman, quindi quello che dovete donare al bode, cioè è la tuta di Aquaman, cioè il vestito, cioè il bode è Aquaman, quindi questo deve fare il bode.
È un supereroe. Siamo in 42, incredibile. Guarda, ieri è veramente una vergogna biblica, veramente una cosa inaccettabile. Tra l'operazione e la partita non so dove ho sofferto di più, sinceramente. Ciao Rashman, una live su FX quando sto bene, sì, perché quando sto bene porterò 1000 video al secondo, da quanto ho voglia di registrare. Adesso c'è il Genoa, poi l'OM e la Verona, però non faccio assolutamente il turnover contro l'Olympique Marsiglia, contro l'Olympique Marsiglia. Lo so Antonio, purtroppo l'è così. Se trovavamo la Grecia passavamo, forse solo con la Grecia si passava. Però neanche qua non posso fare turnover, sinceramente. Al massimo posso togliere che sì. Odio Donker è sempre morto, però. Vabbè, mettiamo anche all'88, ci può stare, dai. Ok, Buonaventura lo proviamo a tenere. Fantasmino. Fantasmino per Belotti che per il momento non si è ancora ambientato come volevo. Vai, proviamo ad andare così. Zapata è tornato però. Allora, al posto di... c'è anche Bonucci da mettere. Togliamo Sborini. Mettiamo Leo. 7,31 però, proviamo così allora. Però magari sta giocando molto molto bene. Ricercato Bonaventura. Cazzo, beh, se mi danno tanti soldi lo vendo. 31 milioni vale, che spo. Ok. Lo so ragazzi, lo so. Ora pensiamo al Milan, va che è meglio. Continuiamo così ragazzi. Andiamo. Vai. Dai, Donnarumma continua con l'imbattibilità. Axon, però così per il momento stiamo andando bene. Aspettiamo prima di fare i cambiamenti. Adesso non vorrei parlare troppo presto perché già non è in gran forma, però ecco la Rigoni. Oh, c'ho l'apa dura, mamma mia, grande donna. Ah beh, sì, anche se eravamo ai mondiali usciamo al primo turno con Ventura. No! Mamma mia, traversa, c'è andata anche bene. Inizio difficile, eh? Concentratevi. Rinvio di peni sbagliato, ti prego. Vai uno dei nostri, bravi fioi. Vai Silva. Essere galvanizzato dal gol il grande Andreone. Jack, Loca, Lucas Biglia. Loca, Jack, Silva, Belen, De Donker, Biglia, Loca. Silva la perde. Dai, cazzo, essere contento dopo il gol fatto. Non stiamo giocando bene, eh? Non stiamo giocando bene adesso. L'Axalt, brutta questa azione. Mamma mia, cosa ha fatto Gigio? Cosa ha fatto Gigio, signori? Cosa ha preso Gigio? Ragazzi, ho bisogno del vostro supporto. Dai, fioi, dai. Sto Genoa sta giocando veramente bene, ma essere sinceri. Ho paura qua. Aia. Bravo Roma. Roma sta comunque giganteggiando, eh. Rodriguez. Silva. Vai Silva. Buonaventura. Conti. Silva, stop perfetto, gol! Su assist di Conti, ma che gol di Silva, si è svegliato forse, eh? Grande André Silva. Sì, Donnarumma non lo vedo più come prima. Però ancora presto, vediamo, sta giocando anche in una squadra con difficoltà, aspettiamo, insomma, 20 anni.
Se vogliamo credere nei giovani non possiamo stroncarli dopo un minuto. Lo so che fa male, vecchio mio. Ciao Robin, buonanotte, siamo in 42-44, pazzesco. Si è svegliato Silva e questo è importante. Vai Biglia. Dolberg, Casper, fantasmino Dolberg. 2-0, oh, finalmente piove, devo ancora vedere la pioggia. Grandissimo, grande Casper. Ciao Jimmy, diciamo che io non sono, tra virgolette, un allenatore che cambia modulo a seconda degli avversari, cioè io il mio credo, al massimo posso cambiare modulo dei miei tre che ho selezionato, però sicuramente non mi adatto, cioè, all'avversario, questo mai proprio, sono il Milan, quindi sono gli altri che devono preoccuparsi, assolutamente. Continuiamo così, tra poco facciamo qualche cambio, perché insomma far turnover subito è un po' presto. Buon Milan finora, ma stiamo molto calmi, eh. Oh, Dolberg comunque, per l'età che ha, che sporo Dolberg. Vai Rodriguez. No, Romagnoli, ti prego. Biglia. Loca. Conti. No, manco male. Sì, mancano ancora le goleade, è vero, è vero. Sì, però Football Manager non aveva avuto questo problema di gol, è proprio una casualità. Vai Conti, vai subito al 3. Arca miseria. Vai Silva. Boom! E Locatelli. Manuel, porco Locatelli. 3-0, mamma mia che mina. Ok. Evitiamo di prendere gol, ragazzi, però vi prego. No, l'attacco si merita di giocare. Allora, chi è morto? Buonaventura. Il Fakiro Fekir. E Dodon Kerr è veramente andato. Francuzzo. E Lucas. Vai. Attenzione, no, 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 no. Mamma mia, ancora donna. Rinvio di Perin. Che sì. Loca. Silva, bravo Silva. Casperino, vai Fantasmino. Fantasmino Dolber per Conti. Super Fantaconti. Peccato. Loca. Fekir. Dolber, Silva. Mamma mia, azione sublime del Milan. Mamma come stiamo giocando. Vabbè, se l'Italia mi chiama vado. Rodriguez. (72esimo). Andiamo a fare l'ultimo cambio. Facciamo entrare Musacchio e... No, anzi no, c'è Coso che è morto. Calabria per Conti. E vai. Serrate le file e chiudiamo sta partita. È partita un attimo la chat, cazzo. Dai, chiudiamola così. Locatelli finisce qua, grandissima battaglia, stravinta, dopo un inizio non facile. Donnarumma lo elogiavo però, eh. Bravi. Ok. Allora.
Locatelli e Donnarumma li lodiamo. Ok. Imbattibilità continua, l'imbattibilità del Kuma, l'imbattibilità. Allora. Ok, perfetto. Un Milan sontuoso, sì. Adesso bisogna vincere con l'OM, assolutamente, sì. Speriamo nelle nazionali al posto di quel coglione. A quel porco di Bonaventura, di Ventura. Comunque il migliore è Romagnoli, Fiscio. Ok. Ok. Sì, Silva ha fatto veramente un'azione con Bonaventura sublime. Adesso si va a Marsiglia per rimettere le cose a posto nel girone H. Verona 7-0. L'Inter vince, Fiorentina pareggia col Napoli, bene. Attenzione, siamo in primi da soli. Siamo primi da soli, calma, gran calma. Attenzione a Ramisi. Ragazzi, dobbiamo portare il canale che diventiamo la stagione di riferimento su Football Manager di YouTube. Dobbiamo diventare il canale di riferimento su YouTube. Basta, deciso. Con i senatori che siete voi al capo di tutto. Magari Alessio. Attenzione perché c'è anche il mio pallino Campos che purtroppo ha fatto un'involuzione pazzesca. Locatelli MVP sempre da una Roma c'è perché è chiaro. E il Venezia dove c'è il Venezia? Era sesto. Si vanno le giovanili, vai a fa culo, guardiamo dopo. Un solo Cume. Dopo c'è la Juve, ragazzi, eh? Mamma mia. Dopo, dopo veramente... cioè, in trasferta, ciao, Fiori. Oh, Donnarumma e il Bonaventura è tentato dal Manchester. Ok, Shevchenko, eccolo qua, Shevchenko. Volevo continuare sto di forma. Non perdere tempo a pensare a Gomez. Gomez, sto denigrando Gomez. Ok. La pressione non mi condiziona. Non con me, basta, fanno domande di merda. Eh sì, un tour de force adesso. Mi sentite ragazzi che per sbaglio ho chiuso il microfono? Mi sentite, sì? Ok. Ragazzi, qua non posso far turno, ve lo faccio col Verona perché devo vincere qua, eh. Qua bisogna vincere. C'è per riposare di Don't Care perché poveretto. Cioè, Locatelli lo tengo, Locatelli sta giocando veramente, veramente bene. No, Locatelli, non me l'aspettavo un Loca così. Ok. Ok. Mettiamo Fekir, che conosce anche bene il calcio francese. Mettiamo Bonaventura al posto di Kalinic. Però Belotti bisogna farlo giocare perché se c'è tutto quello che ho speso a darsi una svegliata, eh. Ok, siamo fuori con Zapata, Cialanoglu, Dolbercani. Ok, possiamo fare così. Musacchio.
Musacchio per sta in panchina perché sta giocando meglio Romagnoli. Ciao Gianni Palmieri, notte. Grande Andrea. Vai ragazzi, andiamo a portare. Questa è fondamentale, non vincere qua ci leva quasi certamente il primo posto e sono cazzi perché se poi ci becchiamo quelle della Champions la vedo molto molto dura. Vai. È un po' Alessio, sì. Vai raga. Continuiamo così fino a stando bene, tutti sono felici, addirittura il Bonni è felice. Vai, partita da vincere assolutamente al Velodrome di Marsiglia. Vai Loca. Bonni, Francuzzo. Dai Fioi. Bisogna portarlo a casa sto cazzo di risultato. Rodriguez. Rodriguez. No, Romagnoli, ti prego. Silva. No, Silva la perde ma la recupera Rodriguez. Lucas. Francuzzo. Loca. Fekir che conosce il calcio francese quindi farà benissimo, lo so. Fekir bello, Belotti, fuori di niente. Questo è pesante, pesante. Questo errore potevamo segnare. In coppa siamo un po' sfigati, come i preliminari, c'è poco da fare. Rinvio di Gigio, vai Gigione. Sponda di Del Belo. Lucas. Locatelli. Silva, bellissimo, dai Belotti. Sfonda quella cazzo di rete e gol di Belotti. Assist di Silva. Il gallo c'è. Manco male. Grande Belotti. No, Alessio, no. Assolutamente no. Continuiamo così, raga. Ai ai ai, infortunio per Silva. Guardano anche calati gli infortuni. Sistemando un po' anche grazie a Barrett. Al signor Barrett. Paul Heyman. I regimi di allenamenti, però adesso è arrivato. Cazzo. Aia. Appena che Silva è cominciato a giocare bene, si è fortunato. Che sfiga. Bravo, Madonna Rodriguez gioca da Dio. Dai, speriamo di continuare così, però bisogna vincerla questa, assolutamente. Rami. Toven. Toven la dà a Clinton. Grande Conti, va Andrea da Sega, Andrea. Vai Andrea per Belotti, al fantasmino. Il fantasmino. Belotti, traversa scandalosa. Traversa scandalosa di Giampaolo Belotti. Sono tutti un po' Giampaolo. Ci vuole un altro gol, sì. Paieta, Oven. Bravo Loca che sta giocando veramente in maniera sontuosa per il momento. Sono felicissimo di Locatelli. Bravo che sì, che però la perde che sì, anche che non sta giocando ai massimi finora. Kalinic sarà venduto appena possibile. Lo svendo anche, non mi interessa, me ne tolgo l'ingaggio. Dolber, tanto non è un problema, non è il problema, quello Belotti, Belotti, Belotti! Il gallo Belotti, 2 gol e Casper assist. L'attacco del Kuma, ho detto io, se la difesa va bene, dopo l'attacco prima o poi segna. Bravi ragazzi. Ah, grazie. Molto simpatici. Contentissimo Belotti, molto bene. Nessuno mi ascolta, pertanto vinciamo. Dai, cerchiamo di vincerla, eh. Biglia. Bravo Andrea. Fekir fa un po' un numero strano. Belotti, Belotti indemoniato. Loca, mamma Loca, sta giocando benissimo a Loca. Che gallo, signori.
Il gallo canta, sì, Terence. Attenzione, Payet. Aia, Tauven, si gira su un cazzi, bel gol. Gol di Germain. Non ci voleva questa. Non ci voleva sto gol. Era tanto che prendevamo gol, peccato. De Donker esce, Biglia stanco. Lo so, Andrea, lo so. Dai, dobbiamo vincerla assolutamente. Per piacere, sarebbe pesante prendere il 2-2. Payet. Siamo stanchi, Tauven. Payet. Bravo Romagnoli che sta giganteggiando proprio. Romagnoli. Donnarumma. Vai, uomo Runna. Uomo Rumma. Rodriguez, bello Rodriguez. No. Marsiglia sta giocando adesso, però De Donker recupera. Belotti, chiudiamola per piacere. Belotti. Belotti! Cosa ha fatto il Belotti? 3-1, mostruoso il velo. Mamma mia, il Marsiglia è una buona squadra comunque, però mamma mia, ed Olber doppio assist. Signori, fantasmino più Belotti, la coppia del momento. Fekir. Rodriguez è spaventoso, Locatelli. Conti. Dolberg! Fuori di un soffio. Ultimo cambio, Bonaventura. No, Locatelli è morto e lo metto qua. Locatelli deve riposarci perché Loca in questo momento è inamovibile. Inamovibile. Non so che parlare oggi, scusate, saranno le medicine. Vittoria pesantissima al Velodrome. Payet, stai zitto come. Ok. Andiamo a casa, fioi. E si va a vincere. Vittoria pesantissima. Altri non mi ascoltano, benissimo. Tripletta. Andrea Silva fuori 2 giorni, meno male. Belotti. Prima salviamo, che non si sa mai. Veramente, veramente grandi, eh? Un inizio di campionato strepitoso. E anche di Europa League. Dopo un inizio invece molto difficile, però l'avevo detto io che ero fiducioso. Non così bene, però. Un attimo solo, raga. Ok. Petkovic, cazzo vuole Petkovic? Il Venezia è sempre sesto. Notte Axon. Ragazzi, facciamo questa e quella con la Juve, poi vado a riposarmi. Siamo contro la penultima, sono i match più difficili in casa, testa a coda, tutto da perdere abbiamo. Bisogna andare a Torino con la vittoria, eh? Piantina, è un po' presto per prendere Piantina. Cacca è saltato. Sì. Ok, buono. No, Eder ancora peggio, no, ti prego. Adesso di Eder meglio Pecchia.
non avrà conseguenze la gara infrasettimanale. Attenzione, Torino-Inter, a questo punto speriamo in un pareggio perché il Torino è messo bene. O che perde l'Inter comunque, insomma. Non deve vincere l'Inter, questa è l'unica cosa che conta. E invece vince 4-1 l'Inter è in risalita, cazzo, eh. L'Inter è in risalita, ho paura che la stanno un po' risalendo piano piano. La Fiorentina invece è in una crisi senza fine, eh. Sì. Tante partite fuori casa adesso. Questa proprio bisogna vincerla assolutamente per andare a Torino nelle condizioni migliori possibili. Allora, vai. Prendi vento. Dai, che non vedo l'ora di giocare con la Juve e vedere. È là, il primo test, che con Napoli, Lazio e Roma abbiamo fatto 2 pareggi e una vittoria, quindi abbiamo già visto che la squadra c'è, però c'ho la Juve. Anche una partita in più la Juve. Allora, se io la metto in panchina perché dopo l'infortunio è sempre meglio non rischiare. Conti è l'unico cambio che faccio, cara, perché Conti non posso rischiarlo. Vedo che facciamo riposare. Che sì. Che sì non mi sta esaltando per il momento, eh. E qua mettiamo Jack, basta. Ecco, Romagnoli, però forse Romagnoli possiamo dare un cambio con Musacchio, quello sì. Oh, il Bode. È quasi finito per la Bode, eh. È arrivato il Bode. L'enfant prodigio del mondo. Vai. Allunghiamo la striscia. Vai. Vai, questa è da vincere assolutamente. E KO il Bode è stanco, poveretto. Il Bode sta facendo il culo per dare da mangiare ai suoi bambini. E dopo fa il turno di notte in strada come prostituta. Sì, povero Bode. Il nostro piccolo Bodino. Attenzione, Ertò, il nostro Aquaman. Bravo Bode, bravo. Come sta andando Bode? Come sta andando col tuo diventare il più grande Dolberg, mamma mia, il più grande osso della storia, Daniel Oss. Il Bode, spacca tutto il Bode. Vorrei avere la testa e le capacità del Bode. Un uomo che ha scritto pagine indimenticabili. Soprattutto al fantacalcio, maledetto. Che stronzone. 8 gol. Mamma mia. Andati bene i voti. Vogliamo 10, eh? Vogliamo 10, se non è il 10 noi non siamo contenti. Ok, stiamo giocando veramente di merda, eh? Dai, fioi, dai. Belotti. Il gallo, boom. Si è svegliato il gallo e Dolberg. Madonna, ragazzi, che bode secchione. Mamma mia, che bode. Grande vecchio, sono contento. Bravo, vecchio. Bravo, bode. Don't care, Biglia, boom, traversa, cazzo. Biglia. Mamma, peccato.
Teniamo duro, teniamo duro. Vinciamole tutte così sfanghiamole, cazzo. Adesso tolgo Rodriguez perché è stanco. Attento, they don't care. Se Bellotti si sveglia sono cazzi per tutti, sì. Cerci. Occhio, verde da solo, no. Mamma mia, peccato, meno male. Rodriguez è meglio metterlo in panchina che non possiamo perderlo per la sfida con la Ju. No. Ma no, no, Fioi, no. Ma adesso non so più che cazzo fare. Dio Cristo. Perché ste robe? Perché? Guarda cosa mi tocca fare perché non capisco dov'è il nulla coso. Dio Cristo. Devo fare 2 cambi per forza. Affanculo. Vai. Ok. E ok. E non trovavo la nulla sostituzione. Dolberg. Madonna, Dolberg cosa ha fatto? Montolivo. Jack. Peccato. E grande Bode, e grande Bode, e Bode, grande Bode, 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 Bode. Montolivo. Musacchio gol su assist di Mongolivo. Grande Musacchio. Che la difesa per il momento regge veramente alla grande. Felicioli. Il pazzo. Verde. Aia. Ecco, appena detto il gol di Bessa su cagata di Donnarumma. Vaffanculo. Perché prendere sti gol? Rosso, questo era da rosso però, eh. No, non penso piova. No, non mi sembra. Belotti, no, 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 sti errori no. Ultimo cambio, mettiamo Cutrone per Dolber, deve giocare un po', se no non mi sale di abilità e so che Cutrone diventerà un grande, lo so. Buono, il Bode se ne va già. Un saluto al Bode allora. Un saluto al Bode che si lascia subito, perché è stanco il piccolo Bode. No, no, ho messo Gigio, ho messo Gigio. Ciao bello, ciao caro. Bravo ancora, complimenti, sei il nostro orgoglio, vecchio mio. Ai, ai, ai. Sono un po' preoccupato, però ciao piccolo Bode. Occhio, questa la stiamo rischiando agli ultimi secondi da coglioni. Guarda Felicioli, guarda Felicioli. Mamma mia, ho paura del rigore, che culo. Vinciamo, mi sono incazzato per l'ultima parte. Non rilasciamoci in futuro. Musacchio sfiduciato, però ti sono contenti. Dobbiamo stare attenti a fare ste cagate. Adesso, Fiori, ultima partita. Ciao Emiliano Di Bari, final partit in inglese puro, Fiorentina vince, Lazio perde, Roma pareggia, la Juve vince, siamo sempre al comando, ma fatica, fatica, fatica. È stata una partita difficile col Verona, se portavamo a casa i 3 punti col Benevento, eravamo in una mini fuga, incredibile. Forse con la Juve
insomma, può finire l'imbattibilità, ma non posso dire niente in questi primi mesi di carriera. Abbiamo fatto qualcosa di veramente incredibile. L'obiettivo della Champions è cercare di fare i più punti possibili per sì, sì, Maurizio, per accumulare più punti possibili per entrare nell'Europa che conta della Champions League. E il progetto si sta realizzando in pieno per il momento. Esploro, ciao. Ho un po' paura la Juve, però, leggermente, di poco proprio. Grande Chiesa, Federico Chiesa è da seguire, eh. Ok. Sarà molto molto dura. Ok. No comment. Ok. Basta. Ok. Ho insultato Allegri, benissimo. Sì, Andrea, noi ne dobbiamo fare di più. Vai. Aspetta, no, qua però la faccio. Mentalità controllo. Vabbè, ho sempre piccolo coso, vaffanculo. Mercoledì 25 ottobre 2017. Juventus-Milan per un mercoledì da Leoni. Speriamo di no, Gazza, però se sarà così, pazienza, abbiamo fatto il nostro meglio finora. Tempo sereno e vai con Andrea. Goti! Musaki cara in difesa, in questo momento Bonucci è quello che ha il voto più scarso. Però, no, no mi sento di tenere Musaki, non so perché questa sensazione, adesso vedi autogol. Ok. Allora. Locatelli ale ale. Locatelli ale ale. Locatelli ale ale. Locatelli ale ale. Proviamolo da mezzala. E il porco di De Donker, centrocampista difensivo, ok. Fekir. Ok raga, final match. Salva la partita. No, non lo metto Antonio Donnarumma, no, non esiste. Grazie Matteo Zonta, vai Fioi. Ci giochiamo, vincere questa. No, cazzo Fekir. Vabbè, no, per fortuna non ho ancora cominciato la partita. Ho sbagliato Fekir. Ok, vai. Mamma mia ragazzi, che match esplosivo. Vai. Tutti ascoltano. Mando il vice, non posso parlare. Posso solo giocare. A Torino, un match leggendario. Siamo primi contro i secondi, incredibile alla vigilia. Vediamo di fare il nostro meglio. Anche un pareggio me lo godo tantissimo. Conti, Conti. Mamma mia. Dai che siamo partiti bene però. Siamo partiti bene. C'è tensione, però c'è tensione e si sente. È andato a Bergamo, il Torino passa in vantaggio. Atalanta 0, Torino 1, Iago Falche. Bernardeschi entra, esce di bala, o al contrario. Esce di bala per infortunio, godo. Calma però. Cioè, godo nel gioco, nella realtà assolutamente no. Inter 2, Roma 0, Icardi. Adesso vedi i gol di Bernardeschi. No, no, errore qua di Donnarumma, secondo me doveva uscire meglio.
Chiellini, gol di... No, non ci credo, gol di Chiellini. Non ci credo. Grande Tom 18. Grande Venetian. Un altro bel Venetian, però Fiori ci pongo così da Chiellini, cioè è proprio da piangere, eh. Va bene, ha fatto un campionato stellare, per il momento non possiamo lamentarci. Dai, però, crediamoci. Nel secondo tempo mettiamo offensiva e vediamo se riusciamo a cambiare le sorti. Fiorentina 4, Crotone 0, si è svegliata la Fiorentina. Giorgio King Kong Chiellini, sì, ha fatto un gran gol. Dybala è infortunato e comunque prendiamo il gol. Allora. Oh, grazie, sono disinteressati da me. Ecco, tanto sembra carico. Coglioni. Nessun cambio per adesso, però andiamo di... ancora mi sbaglio sempre. Andiamo di offensiva e proviamo a vedere se riusciamo a ribaltarla, ma sarà dura perché sta Juve comunque è solida. Don't care. No, Kalinic non posso mettere, ragazzi, è proprio più forte di me. Dai, raga, dai. Proprio non mi piace, c'ho sta nuova skin, queste nuove interfacce non mi piace. Fekir, che sì. Loca sbaglia tutto, vai, dai Bonucci, vai Boni, Lex, per Conti, Belotti, non ci credo. Fuori gioco, meno male se non era gol annullato mi incazzavo di più. Tra un po' mettiamo tutto per tutto, non possiamo adesso. Proviamo un rischio incalcolabile. Proviamo. Locatelli è morto. E mettiamo Montolivo, vediamo se la azzecchiamo. Sessantunesimo. E sono più stanchi loro. Sono più stanchi. Ancora, ma qui a troia. Tutto per tutto. Che sì, la lontana, ma c'è sempre Rugani. Loro stanno giocando meglio, purtroppo Quadrado, ai, Costa, palo, anche per loro. Dai che un segno. E le fasce non le sfrutto perché non ho abili crossatori davanti. Rodriguez, vai Belen, ti prego. Niente, Quadrado sta giganteggiando. Sì, vabbè, però Fiori. C'è che sboro qua. Male guai, queste gol. Ultimo cambio a disposizione. La rischio tanto, c'è poco da fare. Vai. Ocio, 77esimo, per carità. Meglio di niente, però, cioè, nel senso, perdere 1-0 non è perdere 4-0 come poteva essere il pronostico. Però mi dispiace perché si poteva fare qualcosa di più. Udinese 3, Chievo 1. Ormai è finita. Peccato. Costa. Purtroppo non abbiamo fatto azioni. Quindi se non tiri non segni, è matematico. Sì, Macetta qua al centro. Almeno penso, aspetta. Ecco, vedi. Niente, purtroppo è andata. Bravo Musacchio. Prima sconfitta in campionato dopo tanti bei risultati positivi. Ma comunque 1-0 solo. Pensavo peggio, a volte su queste partite le perdi anche 100-0, cioè tra virgolette. Mi aspettavo una goleada Juve che non c'è stata. Alla fine è un gol, un episodio, ci scondanna, ma va bene così. Ok. La decide King Kong, purtroppo. Scivoliamo al terzo posto a solo 2 punti però dalla vetta, e dal quinto posto abbiamo 2 punti, ancora molto corta la classifica con una Roma in crisi, una Lazio pure,
Però dai, piano piano l'Inter sta risalendo, con calma e tranquillità possiamo andare in Champions, perché questo è l'obiettivo di quest'anno, ragazzi. Sì, gli aspetti positivi ci sono. Qualche sopravvalutato, ok. Salviamo. Ok. Lo so che mi volete bene, grazie ragazzi. Stiamo giocando bene con la Juve, ci sta, non potevamo vincere, non siamo ancora pronti per vincere allo Juventus Stadium. Magari in casa la puoi sfangare, ma a Torino ancora dura, sinceramente. Buono, raga, sotto il comodone veneziano, vediamo che non potrò registrare ancora. Un abbraccio grande, grande, grande. Ciao dal Cume veneziano, lo zoccolo duro c'è. Grazie per Api, al buon Apicella per la donazione, veramente sarà gentile, ma la donazione più grande me la fate voi con i vostri messaggi, con il vostro supporto. Grazie Terence, proprio sento proprio il vostro bene e non preoccupatevi che prima o poi ci vediamo se volete da qualche parte per due chiacchiere dal vivo. Un saluto, ciao raga, notte notte.